Prigionieri ad Agrigento. Da quasi 10 giorni è la condizione che vivono gli oltre 20 passeggeri della motonave Palladio della Compagnia delle Isole andata in fumo la sera del 5 febbraio scorso, mentre percorreva la tratta Lampedusa-Porto Empedocle. Da allora per loro è cominciata una vera e propria odissea, forse maggiore rispetto al dramma vissuto per l'incendio della sala motore del traghetto. Dopo una iniziale ospitalità in un albergo di Porto Empedocle, i passeggeri sono stati costretti a trovarsi una sistemazione in alberghi e bed and breakfast del centro storico, a proprie spese. Alcuni di loro avevano programmato la tappa da Agrigento per una sola giornata, il tempo di una visita medica o di un vaccino da somministrare. La nave, fatta arrivare a Porto Empedocle per la istituzione della Palladio, la Paolo Veronese, si trova ancora attraccata alla banchina, impossibilitata a lasciare gli ormeggi a causa del maltempo. Gli stessi passeggeri si sono rivolti alla prefettura di Agrigento per chiedere l'attivazione di un servizio d'elicottero per trasportarli a Lampedusa e Linosa, ma senza esito. Forse, se le condizioni meteorologiche miglioreranno, potranno lasciare Agrigento lunedì prossimo. Nel frattempo saranno costretti a rimanere in città, prigionieri. Intanto sulla vicenda interviene il capogruppo del Partito dei Siciliani dell'MPA Lars, Roberto Di Mauro, che ha presentato una interrogazione al presidente Crocetta con la quale sollecita iniziative per garantire un collegamento sicuro tra le Pelagie e la Sicilia. E questo, scrive, alla luce dell'incendio del 5 febbraio scorso che ha interessato un motore del traghetto Palladio. Nella interrogazione di Mauro denuncia la vetusta della nave utilizzata, troppo spesso bloccata da guasti o da problemi di natura tecnica, scrive, e non più in grado di assolvere degnamente il servizio. E ricorda anche l'utilizzo misto del traghetto che trasporta contemporaneamente passeggeri e merci, automezzi e prodotti ittici destinati alla commercializzazione sui mercati, ma anche rifiuti della raccolta urbana, bombole di gas e carburanti vari destinati alle comunità isolane. Di Mauro conclude l'interrogazione chiedendo quali interventi il governo regionale intende adottare per garantire un collegamento sicuro tra le Pelagie e la Sicilia.